Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Il nostro ospite oggi è Lorenzo Tamaro, segretario provinciale e segretario regionale del SAP. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Grazie a voi. Per parlare del Memorial Day, che è come si potrebbe dire, la celebrazione, insomma, no? La commemorazione anche. Un ricordo. Ecco, forse il ricordo è il termine più per i caduti. Ecco, che diciamo parte il primo Memorial Day l'anno successivo delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, quindi il SAP nazionale organizza subito l'anno successivo e da quel momento organizza ogni anno in ogni provincia d'Italia e quindi chiaramente noi nella nostra regione non potevamo fare a meno che organizzare questo evento, un evento che serve appunto a ricordare tutte quelle vittime che sono i caduti per la mafia, per dalla criminalità organizzata, anche da quella comune. Ma non solo poliziotti o appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche giornalisti, sacerdoti o persone comuni che hanno dato proprio la loro vita proprio per la comunità, proprio a combattere queste storture del nostro paese. Senta, Tamaro, ci sono 3 appuntamenti, mi pare, di capire, a livello regionale e scaglionati. Diciamo esatto, ci sono, questi appuntamenti sono organizzati dalle segreterie provinciali, coordinate appunto dalla nostra segreteria regionale, e cominciamo con Trieste, dove già domani ci sarà una squadra appunto del SAP che parteciperà alla maratona, la Family, la Family Run appunto, e quindi già i colori del SAP ci saranno in mezzo a questa competizione, insomma. E per continuare il lunedì mattina con 3 appuntamenti, uno alle 8:30 presso il Famiglio della Questura, dove verrà depositata una corona d'alloro in memoria proprio dei nostri caduti. Un altro appuntamento sarà alle ore 10 alla Foiba di Basovizza, e un altro ancora alle 12 a Muggia, nei giardini appunto di Walter Cosina, per ricordare appunto Cosina. Dobbiamo ricordare Cosina in particolar modo, ma in uguale maniera tutti gli altri, perché chiaramente è caduto proprio nella strage di Via D'Amelio, e quindi è un po', diciamo, quella strage che va a ispirare il Memorial Day, soprattutto locale, insomma, no? C'è una cosa che io non credo che non avevo mai chiesto, ma lo chiedo quando posso. Di quel periodo, no? Parliamo del 1992, quindi sono passati 33 anni. Io ho un ricordo molto particolare, soprattutto dei funerali di Borsellino e degli agenti di scorta. Il clima che si respirava in tutta Italia in quel periodo, ma durante quei funerali credo sia un clima difficile da descrivere. Ma sicuramente un clima pesantissimo, anche di contestazione. Io ricordo all'interno della Scalfaro fu trascinato dal capo della polizia Parisi, esatto, quindi di forte tensione, sicuramente una pagina della storia importantissima, e per questo motivo il SAP, oltre che per onorare le vittime di questi attentati, vuole non dimenticare mai quello che è accaduto, perché è stata veramente una pagina della storia italiana importantissima, che ha cambiato, no? Il volto del nostro paese. Sono quei episodi, no? come è stato il delitto Moro o altri fatti importanti che effettivamente cambiano il percorso di un intero paese. Ripeto, è una mia impressione, logicamente, lì quei funerali hanno fatto paura un po', perché si capiva che
che c'era... Ma io credo che è stata una grande risposta da parte della gente, Certo, proprio certo. di non voler più continuare su quella strada, insomma, una cosa credo che anche la stessa, cioè anche la mafia stessa è cambiata, no? Molti dicono appunto che come con il rapimento, l'omicidio della Scorta e l'assassinio di Moro sia incominciato anche una sorta di declino da parte delle Brigate Rosse, quantomeno, sì. molti dicono anche in maniera diversa, perché le due cose sono differenti, che anche la mafia, che anche Cosa Nostra, dopo quello che successe in quell'estate, sicuramente ha dovuto cambiare le modalità, no? Sì. Perché la mafia sicuramente non è stata sconfitta, sono stati inferti dei duri colpi da parte delle forze dell'ordine, delle indagini, però ha dovuto cambiare il suo modo, il suo metodo, insomma. Quindi è una battaglia che dobbiamo ancora portare avanti, e per questo servono anche sicuramente forze. Ma il Memorial Day quest'anno in regione offre anche altri 2 appuntamenti. Abbiamo il giorno 6 maggio alle ore 11 a Peteano a ricordare un'altra pagina di storia molto importante, insomma la strage dei 3 carabinieri, no? Lì si tratta, credo, 31 maggio 72, sì. Un'esplosione dei carabinieri, si accostano a una macchina sospetta, e da lì l'esplosione della macchina, e purtroppo lì cadono 3 carabinieri, un maresciallo e 2 carabinieri. Questo attentato fu opera dell'estremismo di destra. Era il periodo della strategia della tensione. Della strategia della tensione, anche qui è un periodo importantissimo del nostro paese, insomma, no? La strategia della tensione, il terrorismo di destra e di sinistra. Tra l'altro, chiedo scusa se interrompo, molti dimenticano che in quel periodo, non so quanto prima o quanto dopo, ci fu anche un tentativo di dirottamento di un aereo a Ronchi dei Legionari. Poi ci fu anche la questione degli attentati all'oleodotto, cioè, di Settembre Nero, certo. Era un periodo piuttosto sì, convulso, molto particolare. Sì. E dopo, terzo appuntamento regionale, lo avremo il giorno 20 di maggio a Udine alle ore 11 in Piazzale D'Annunzio, e subito successivamente in Viale Ungheria, luogo dove accadde la strage di Natale, che voi ricorderete, sì, appunto, no, dove caddero 3 colleghi delle volanti di Udine, e quindi insomma il SAP sarà presente anche per ricordare anche quel fatto, e tutti i caduti comunque della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine. Io ricordo anche, chiedo scusa se non vorrei sbagliare il cognome, ma ci fu anche un poliziotto, credo una ventina d'anni fa, che morì durante un'indagine a Milano, Raiola? No. Sì, certo. Trieste ha avuto un contributo particolare importante, perché oltre a Eti Walter Cosina, vorrei ricordare Luigi Vitulli, ucciso, ucciso appunto a Borgo San Sergio, dopo sicuramente Vincenzo Raiola, triestino, che però morì a Milano in via Imbonati. E dopo ovviamente i figli di Stelle, Rota de Menego, nel 2019. Quindi ma bisogna anche ricordare anche tutte quelle persone che non sono così famose, quindi sono magari meno ricordate. A Trieste abbiamo un famiglia purtroppo ricchissimo di nomi, ricco di nomi, molti sì. Di questi sono, ricordiamolo anche perché in questi giorni appunto c'è anche l'anniversario dell'occupazione titina. Certo. Molti colleghi portano la data appunto del 1° maggio 45 proprio perché furono infoibati, quindi molte vittime anche solo per aver avuto la colpa di indossare una divisa che portasse i colori dell'Italia. E credo anche che in foiba c'è anche un cippo che ricorda, credo, Finanzieri, no? Se non mi sbaglio. Esattamente. Infatti lunedì ci sarà la commemorazione sia alle ore 10 da parte del SAP del cippo per la Polizia di Stato, ma accanto c'è quello della Guardia di Finanza che
mi sembra proprio lunedì alle 11. Tra l'altro bisogna anche ricordare che lunedì è 5 maggio e anche l'anniversario di un'altra strage compiuta durante la guerra a Trieste, vittime gli italiani, insomma, quindi è una data importante. Sì, abbiamo come dire, anche Trieste ha detto la sua in queste circostanze. Sì. Fra l'altro, per completare il discorso, il 13, 14, 15 maggio appunto di quest'anno il SAP farà il congresso generale, quindi nazionale, a Roma. Okay. Quindi saremo presenti anche noi sia come tutte le segreterie della regione, io anche come segretario regionale, al congresso, e il giorno 14 celebreremo il Memorial Day partendo dalla Porta Santa per arrivare poi all'Altare della Patria, quindi anche lì ci sarà un momento per ricordare tutti quelli che hanno dato la loro vita proprio per il bene della collettività. Allora, parliamo un attimo, poi dopo ricorderemo, prima di salutarci, quantomeno l'appuntamento di lunedì, gli appuntamenti di lunedì a Trieste. Oggi ce ne occuperemo durante il telegiornale. Era un po' che, insomma, anche quando si parla di rotta balcanica si segue un andamento carsico, no? Proprio stante anche il luogo, cioè se ne parla, non se ne parla per un po', se ne riparla, eccetera. E immagino che per quanto vi riguarda non sia appunto così, cioè la rotta balcanica è attenzionata, poi dopo succedono delle cose che magari la riportano d'attualità. La rotta balcanica è sempre stata attiva, è attiva, io sono entrato in polizia 36 anni fa, penso che la rotta balcanica già esisteva, è chiaro che nel corso degli anni sono cambiate le modalità, sono cambiate le etnie che sono passate per la rotta balcanica, le organizzazioni criminali sono cambiate nel loro modus operandi, eccetera, eccetera. È chiaro che dopo adesso entriamo nella bella stagione e quindi è da immaginare che, come negli anni precedenti, ci sia sicuramente un aumento anche di arrivi rispetto a quello che sono quelli invernali. Al momento i dati parlano, almeno per quanto riguarda i rintracci, quindi le persone che effettivamente sono fermate dalla polizia e dalle forze dell'ordine, rimangono tutto sommato abbastanza in linea rispetto ai dati dello stesso periodo dell'anno scorso. Mm-hmm. C'è da dire che dobbiamo ricordare che in passato purtroppo di anno in anno addirittura i numeri di rintracci raddoppiavano rispetto all'anno precedente, quindi abbiamo avuto un aumento molto importante nel corso degli anni che poi si è stabilizzato con la sospensione del Trattato di Schengen, quindi con il controllo sui confini. Questo cosa significa? Significa che se non avessimo avuto probabilmente il controllo sui confini e la sospensione di Schengen, noi avremmo avuto un fenomeno di ulteriore aumento rispetto all'anno precedente. Quindi insomma abbiamo anche un incremento importante di arresti per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, quindi vuol dire che si sta combattendo quelle organizzazioni criminali e quindi io credo che questo sia una buona notizia. Bloccare completamente la rotta balcanica credo che sia una cosa che sia impossibile o quasi, insomma, no? Allora, ci avviciniamo appunto verso la fine del tempo a nostra disposizione prima del telegiornale. Io direi appunto ricapitoliamo gli appuntamenti intanto di lunedì 5 maggio che partono proprio alle 8:30 del mattino. Allora, domani mattina c'è già la maratona, quindi alle ore 10 si parte con la Family Run. Invece lunedì alle 8:30 al Famedio della Questura, alle ore 10 alla Foiba di Basovizza e alle ore 12 a Muggia, nei giardini di Walter Cosina. Martedì a Petteano, provincia di Gorizia, alle ore 11 a ricordare i carabinieri caduti, e il giorno 20 di maggio a Udine, Piazzale d'Annunzio e Viale Ungheria, Memorial Day
in particolar modo, ma non solo, per la tragedia di Natale. Ok, grazie allora a Lorenzo Tamaro, segretario regionale del SAP, per essere stato con noi. Buon lavoro non soltanto appunto come segretario del SAP, ma anche per quello che è il suo lavoro quotidiano. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi andremo ad aprire il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Ancora violenza in piazza Garibaldi, una rissa fra 10 persone è andata in scena l'altra notte costringendo polizia e carabinieri ad un maxi intervento. Sull'episodio indaga la questura. Ennesima rissa a Trieste, un episodio violento che riaccende i riflettori su una zona problematica della città, ovvero piazza Garibaldi. Il fatto è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì e ha coinvolto almeno 10 soggetti, la maggior parte già noti alle forze dell'ordine. Calci, pugni, urla e minacce, uno scontro sviluppatosi fra via della Raffineria e la vicina piazza. Il trambusto ha svegliato molti residenti e qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati 3 equipaggi della squadra volante e una gazzella dei carabinieri. All'arrivo delle forze dell'ordine, i partecipanti alle violenze erano ancora tutti presenti. Si tratta per lo più di cittadini italiani, ma c'erano anche stranieri. L'unico rimasto visibilmente ferito nella rissa è di nazionalità romena. L'uomo è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Cattinara, non in gravi condizioni. Difficili invece le operazioni di identificazione degli altri soggetti che non si sono mostrati collaborativi con le forze dell'ordine, tanto che una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Ancora una volta, uno dei protagonisti della vicenda è l'abuso di alcol. La dinamica dei fatti di quella notte appare poco chiara proprio per la mancanza di collaborazione da parte dei presenti, che hanno preferito non proferire parola su quanto era successo. Le investigazioni dunque puntano sulla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I controlli della polizia al confine con la Slovenia hanno permesso di arrestare 21 persone in un mese. 11 di queste sono passer. Complessivamente hanno trasportato in Italia 34 migranti irregolari. 21 persone arrestate dalla Polizia di Frontiera di Trieste nel giro di un mese, 11 di queste sono passeur accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Fra i migranti irregolari arrivati in territorio italiano, 34 in tutto, anche cittadini cinesi, poi destinati a essere smistati in altre città d'Italia ed Europa per lavorare in regime di semischiavitù, a testimonianza di come questa particolare tratta si stia intensificando. Gli altri arrestati sono cittadini di varie nazionalità, albanesi, romeni, croati e serbi, destinatari di ordini di carcerazione per reati commessi in diverse località d'Italia. Complessivamente, fra il 27 febbraio e il 30 marzo, la polizia ha dunque tratto in arresto 14 persone in flagranza di reato e 7 in esecuzione di provvedimenti emessi dal Tribunale. Per quanto concerne il trasporto illegale di migranti, particolare l'episodio del 16 marzo. Al valico ferroviario di Villa Opicina, 7 giovani bengalesi sono stati controllati a bordo di un treno proveniente dalla Slovenia. Tutti i soggetti hanno dichiarato di non possedere documenti. Tuttavia, in seguito, uno di loro ha presentato il proprio passaporto e permesso di soggiorno, rilasciato in Croazia e valido al momento dell'identificazione. Dopo altre verifiche è emerso che un secondo bengalese era in possesso del permesso rilasciato dalla Croazia, ma scaduto. Approfondite verifiche però hanno portato alla luce un'altra verità. I 2 bengalesi in realtà erano passeur e stavano accompagnando i connazionali in Italia. Per questo sono stati arrestati e portati al carcere del Coroneo. Un altro passeur invece è stato arrestato al valico di Caresana. Si tratta di un 60enne ucraino che portava una famiglia turca, una giovane coppia con 2 bambini. Le vetture utilizzate dai passeur erano intestate sia a privati che a imprese commerciali. Tutte le auto, immatricolate in vari paesi come Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania e Ucraina, sono state sequestrate. È stato un incidente domestico a provocare l'incendio al campeggio all'Obelisco in Strada Nuova per Opicina, complice del fatto anche l'abuso di alcol. Vediamo.
Avrebbe gettato acqua sull'olio bollente, generando così la vampata che lo ha leggermente ustionato. Un incidente complice anche l'alterazione di sostanze alcoliche. È l'ipotesi che circola per spiegare l'incendio scoppiato la sera del 1° maggio al campeggio all'Obelisco in Strada Nuova per Opicina. Dunque il tutto sarebbe partito dall'attività di barbecue finita male. Il responsabile sarebbe un cittadino italiano di mezza età. Quel giorno le piazzole dove sostano i camper, biciclette e moto sono letteralmente sparite. Ora si vede solo un cumulo di macerie, diversi mezzi carbonizzati, così come anche i materiali da campeggio esposti. Le fiamme avevano raggiunto anche delle bombole di gas GPL, poi l'esplosione. Poteva essere una tragedia. Nel campeggio, in quel momento, erano presenti 150 persone, fra residenti e turisti. Molti coloro che avevano scelto di uscire dalla struttura, altri invece si erano semplicemente spostati di piazzola per non rimanere coinvolti nell'incendio. Il fumo nero della combustione si vedeva da tutta Trieste. Sul posto erano intervenute le autobotti dei pompieri, sia del distaccamento di Opicina che della sede centrale. Domate le fiamme e messe in sicurezza le altre bombole di gas, i vigili del fuoco hanno delimitato l'area. Ieri mattina al sopralluogo dei pompieri, mentre dei tecnici verificavano lo stato dell'impianto elettrico. Il porto di Trieste entra nella fase conclusiva dei lavori di ampliamento e ammodernamento tecnologico del Varco 4, il principale gate d'ingresso allo scalo, che dovrebbero concludersi entro il 2026. Migliorie si stanno apportando anche nell'area della futura piattaforma logistica. Negli ultimi mesi, anche con la crescita del nuovo traffico, obiettivamente i varchi sono stati un po' sotto pressione e giustamente anche le categorie degli operatori locali hanno sottolineato questa cosa, ma diciamo che l'autorità portuale si è mossa anche assieme alle altre istituzioni per cominciare a risolvere i problemi. Il Varco 4, principale ingresso al porto di Trieste, diventa sempre più ampio, tecnologico e funzionale. L'autorità portuale intende completare la digitalizzazione delle procedure entro il 2026. Il progetto, per il quale è stato pubblicato il bando di gara con base d'asta di circa 220.000 euro, prevede la realizzazione di un sistema di varco integrato che combinerà componenti fisiche e digitali. Su questo varco noi abbiamo fatto partire la progettazione che nel corso di un anno e mezzo dovrebbe poi sfociare effettivamente nei lavori per la riprogettazione completa del varco. Significa le tecnologie, le telecamere, tutta la parte digitale che metterà assieme dei controlli che saranno a questo punto veramente dematerializzati su tutte le componenti, la sicurezza, il riconoscimento dell'autista, il passaggio del mezzo e il passaggio doganale che è già gestito attraverso la nostra piattaforma del Port Community System. E poi amplieremo anche le corsie che saranno utilizzate, questo ovviamente in un percorso che vedrà la collaborazione di tutti i corpi istituzionali. Intanto si procede alle migliorie per l'ingresso all'ex area della Ferriera di Servola per la gestione dei traffici che hanno ripreso vigore nella prospettiva futura della piattaforma logistica. Già oggi però abbiamo attivato in emergenza una serie di interventi al varco della piattaforma logistica che era molto sotto pressione, sempre in collaborazione con tutti i corpi istituzionali. Abbiamo ampliato le piste anche in collaborazione con il varco e quindi diciamo dalla prossima settimana la situazione effettivamente anche molto tesa che c'era sul varco lì dovrebbe cominciare a risolversi ed è un passo fondamentale. L'agente Marco Cernecca è collegato con noi dalla sala operativa della Polizia Locale. Gli cedo senz'altro la linea per i consueti aggiornamenti per quanto riguarda viabilità e traffico. Credo che molto parleremo, agente Cernecca, delle chiusure di domani in occasione della Spring Run. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, so che questa mattina è già stato affrontato il tema in maniera molto ampia, per cui io mi terrei solamente a dire che ci saranno delle chiusure chiaramente sulle strade non di competenza comunale, quali l'autostrada, quindi competenza ANAS, e anche a livello di Duino Aurisina ci saranno delle chiusure. Per quanto riguarda il nostro comune, chiaramente divieto di transito con chiusura quindi a circolazione riguarderà dalle 6 alle 14 la strada costiera e il tratto che arriva a Miramare, Viale Miramare e la rotonda del Porto Vecchio.
tutta la zona del Porto Vecchio, chiaramente Largo Santos, la Bretella, Piazza Duca degli Abruzzi, per poi arrivare sulle rive. E quindi qua non sarà consentita su questi tratti la circolazione. E per altre cose non avrei altro da aggiungere, ricordo solo oggi pomeriggio che ci sarà una manifestazione sempre a Santa Croce con orario di inizio verso le 15. E non so se vuoi chiedere qualcosa riguardo la Spring Run, se c'è qualcosa. No, io direi a questo punto che comunque rimandiamo i nostri telespettatori al telegiornale di questa sera, dove avremo fra l'altro anche un servizio dedicato proprio alle chiusure in vista della gara. Ecco, insomma, è sufficiente quello che ci siamo detti, francamente. Va bene, okay. D'accordo, allora le ringrazio e le auguro un buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori. Grazie agente Cernecca, buona giornata e buon lavoro. Allora, ancora questa sera al Politeama Rossetti, Gli occhi della guerra. In scena con Adriano Giraldi e Franco Migliaccio, Fausto Biloslavo e Gian Michalessin raccontano gli orrori delle guerre, soprattutto quelle che si trascinano dimenticate. Lo spettacolo è stato salutato positivamente dall'assessore regionale alla cultura. 40 anni di conflitti, il lato oscuro dell'umanità. I giornalisti triestini Fausto Biloslavo e Gian Michalessin da allora raccontano, grazie a reportage sulla carta stampata o alla televisione, le guerre peggiori, soprattutto quelle che si trascinano, dimenticate. Ancora stasera al Rossetti saranno in scena con Franco Migliaccio e Adriano Giraldi con Gli occhi della guerra, una sorta di viaggio che trascina il pubblico nel cuore dei conflitti, dove male e bene si presentano agli estremi. Si tocca con mano il dolore, la paura, le emozioni della prima linea, ma di contro anche la felicità di uscire da quei tunnel e la consapevolezza di quanto si sia fortunati a vivere in pace. Lo spettacolo, produzione propria dello Stabile, è stato accolto ieri alla prima da un notevole successo di pubblico ed ha ottenuto, fra l'altro, l'appoggio entusiasta della Regione. Da Trieste in effetti parte una scuola di giornalismo di guerra che ha tradizioni antiche, non possiamo dimenticare Almerigo Grills, ed è importante perché questo permette di conoscere i fatti della società contemporanea, di saper interpretare la società contemporanea, presupposto indispensabile per prepararci al futuro. Siamo particolarmente soddisfatti di questo, che sarà un momento culturale importante per la città. Domani al Teatro Miela l'ultimo spettacolo della stagione 2024-2025 di Note in Caffè. Alessio Colautti omaggia l'operetta, un vero e proprio aperitivo con la piccola lirica in attesa degli appuntamenti estivi. Lo spettacolo inizia alle 16:30. Quest'anno si spazierà a giugno e a luglio, a giugno con un titolo italiano, a luglio con un titolo più mitteleuropeo. Di più Alessio Colautti non dice, ma dall'Associazione Internazionale dell'Operetta qualcosa in più sulla programmazione estiva, neanche tanto timidamente trapela. Intanto l'appuntamento da qui a qualche settimana a Rossetti con Cincillà il 17 e il 18 giugno. L'Operetta di Lombardo e Ranzato festeggia il primo centenario ed era quasi scontato che nell'ottica che da qualche tempo caratterizza la programmazione dell'associazione questo anniversario fosse appunto celebrato. Accanto adesso vi è un'altra operetta che celebra un compleanno importante poco distante dal secolo, al Cavallino Bianco, che debuttò nel 1930 e che sarà proposta al Verdi a metà estate. In questo caso l'associazione Operetta collabora all'allestimento, laddove per quel che riguarda Cincillà la produzione sarà propria dell'associazione e il Verdi fornirà scenografie e costumi. Inoltre il calendario di appuntamenti estivi con la piccola lirica sarà completato da una serie di concerti in Piazza Verdi, fra i quali un omaggio a Johann Strauss nel bicentenario della nascita. Dunque l'estate triestina si tiene sempre più stretti gli appuntamenti con l'operetta e perciò Alessio Colautti, uno dei dioscuri della piccola lirica, l'altro essendo Andrea Binetti, quasi per preparare gli spettatori ai vari appuntamenti, ha deciso di dedicare all'operetta l'ultimo spettacolo della stagione 2024-2025 di Note in Caffè, in programma domani alle 16:30 al Teatro Miela. Sarà una sorta di ponte in quella che poi è la transizione negli eventi estivi. Quindi il maestro Corrado Guling al pianoforte, la mia tastiera a 48 tasti, la mia orchestra a 48 tasti, Andrea Binetti, e poi ci sarà un
piccolo cameo molto prezioso. Quando a Trieste si dice operetta, si dice Daniela Mazzoccato. Chiudiamo con uno sguardo al meteo, partiamo dalla situazione generale. Domani inizieranno ad affluire sul Friuli Venezia Giulia correnti sud-occidentali progressivamente più umide che anticiperanno un marcato peggioramento del tempo per la giornata di lunedì. Nei giorni seguenti il tempo resterà instabile a causa della persistenza di aria fredda in quota. Vediamo allora le previsioni per domenica. Al mattino il cielo poco nuvoloso su pianura e costa e variabile in montagna. Dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà e sulla zona montana saranno possibili rovesce temporali che durante la sera potranno interessare tutta la regione. Dal pomeriggio inizierà a soffiare vento moderato da sud sulla costa, temperature massime in calo. Ci vediamo alle 19:30 per il telegiornale della sera. Buon pomeriggio, a più tardi.